Non ce la faccio più. Che è successo? Mi danno la paga quelli con i prodotti teutonici, vitali, birichini, mentecatti sulla pontina. Mi mandano in giro con questi prodotti SUV, un po' tipo quel pitale tuo grigio, quel silver American, e mi prendono, ormai mi scherzano tutti ai semafori. Per rifare le chiavi di un prodotto italico sembra che ci voglia Montezemolo in persona. E poi porti lei, la porti dal medico e finalmente te la... Oggi è giorno di dimissioni, l'intervento è finito, sembra che sia riuscito, gli abbiamo aperto il cuore, avevamo una perdita, perdevamo gocce di sudore, gocce di olio teutonico, ma invece eccola qua, stupenda, insieme a tutte le altre bambine, le sorelline, le amichette, le compagne di merende. E secondo te sto male? Buongiorno, eccola qua, sempre la preferita, dopo prodotto italico, 993, Santa Claus. Come stai piccoletta? T'hanno trattato bene? L'avete trattata bene? Con i guanti bianchi? Perché questa è abituata bene a casa, noi gli diamo solamente l'olio migliore e poi la mattina viene tutta spazzolata, pettinata, T'hanno trattato bene. Mi ha detto che l'avete trattata bene. Mi ha fatto una flesciata con la bagnante. Quanto sei bella. E adesso dobbiamo dare... Andiamo un po' a far sgaloppare, perché sono 2 settimane che l'hanno messa qui nella, come si chiama, nella scuderia, non ce la fa più. Eccolo qua, il Dantino nazionale. Stavo chiedendo se l'avete trattata bene, perché noi gli diamo solamente i prodotti migliori, l'olio extravergine, la pettiniamo d'oliva, noi la pettiniamo, la accarezziamo, però mi ha fatto una flasciata, mi ha detto mi hanno trattato bene. L'avete anche lavata, vedo? Eh sì, perché la pulizia... Il nostro portatarga, ovviamente. L'igiene è importante. Portatarga del centro Porsche Latin? Certo. E secondo te sto male? E adesso andiamo un pochino a far dare briglia ai cavalli. Mastro, ci vediamo a casa perché non credo mi potrei stare dietro. E voi, con quei prodotti che mi avete dato la paga perché avevo il tetraletico, statevene a casa oggi che è meglio, andate a far bagno. Viva la vita!